La strada è quella di cercare un'interlocuzione, un confronto con la Regione in modo tale che quando appronterà il bilancio di previsione del 2014 ci saremo già confrontati su una serie di questioni che sono fondamentali per la tenuta dei nostri servizi. Gioca d'anticipo la conferenza dei sindaci dell'ULSS 1 che con un'azione anomala, ancorché straordinaria, chiede alla Regione di rivedere i propri parametri per la distribuzione delle risorse destinate ai servizi socio-assistenziali. L'esecutivo della conferenza dei sindaci conta evidentemente sull'appoggio dei 3 consiglieri regionali bellunesi e naturalmente dei comitati per la salute. La questione è legata a doppia mandata alle risorse che per la prima volta nella storia subiscono una forte contrazione. Di qui al 2015 c'è il segno meno di fronte ai contributi regionali che da 240 scenderanno a 227 milioni di euro. La razionalizzazione che è stata fatta con il schede ospedaliere, col piano sociosanitario, presso la ULSS 1 di Belluno alla fine aumenta di fatto la spesa, perché è vero che ci sono razionalizzazioni, è vero che c'è anche l'attivazione di molti servizi sia sul territorio sia di carattere ospedaliero che aggiungono necessità di soldi sia per investimenti sia per la spesa. Tra le questioni sul tavolo ci sono l'entità del Fondo per la non autosufficienza, il cui riparto per il 2013 ad oggi è sconosciuto, la flessibilità delle linee di intervento, il trasporto disabili e naturalmente la preoccupazione derivante dalla riorganizzazione sanitaria che non è destinata certo al realizzo di economie. Abbiamo già dato dimostrazione insieme all'ULSS di aver razionalizzato quelle che erano le guardie mediche, che allora erano un non servizio. Quindi ci sentiamo come al solito un po' sia precursori ma anche adempienti assolutamente a quello che è poi la spending review. Il piano sociosanitario prevede un articolo specifico che dice tutta la programmazione sanitaria della montagna, della provincia di Belluno, deve essere integralmente finanziata. Una delle principali richieste nostre è ovviamente attuate questo articolo. Sostegno è stato chiesto anche ai comitati per la salute. Ci auguriamo che i comitati, quali portatori di interesse e soprattutto sensibili a queste tematiche, capiscano qual è lo spirito con cui noi l'abbiamo fatta e ci appoggino.